qui appunto per cercare la tua anima gemella come tuo fratello? Sì, io cerco qualsiasi anima gemella che sia disposta per accoppiarsi con me. Qualsiasi tipo, cioè che caratteristiche dovrebbe avere questa tua anima gemella, Dingo Boy? Basta che respira, va bene. Ho capito, cioè basta che respira, praticamente tu sei contento. Sì. C'hai dei bei capelli, complimenti. Grazie. Ma è proprio dono di natura che lo portate tutti lunghi i capelli, anche tuo fratello porta i capelli lunghi? Sì, lui ha portato i capelli lunghi, però io me li sono fatti trapiando. Ho capito. E questo trapianto l'hai fatto, diciamo, qui in Sicilia oppure l'hai fatto fuori? Non l'ho fatto fuori. Fuori dove? In veranda? Sì. E dal balcone allora? Bravissimo, mentre che c'era sole. Ho capito. Ascoltami, ma come mai porti sempre gli occhiali da sole? Purtroppo io lo sapevo che tu dovevi dire una cosa del genere, hai toccato un tasto dolente. Ma perché? Come mai? Io sono molto sensibile, ho questo tipo di occhiale perché mi riparo dal sole. Ogni volta che c'è sole io soffro. Cioè, soffri in che senso? Com'è che ti dà fastidio il sole? Come mai? Perché quando io mi devo levare gli occhiali non me la posso lecchiare, sai perché? Perché? Perché matematicamente lo vedi, non posso guardare, perché così gli occhiali mi riparano dal sole. Però c'hai dei begli occhi, un bel colore. Sì. Vediamo gli occhi? No, uno occhio, bello, ma uno. Uno solo. Sì. Beh, l'importante insomma è che ci vede bene. Sì, quello ci vede. Ok. Dimmi, Dingo Boy, ma che cosa vai cercando in una ragazza? Che cos'è che ti... Aspetta. Che si muove? Una telefonata. Sì, sono in trasmissione. Non rompere, sono in trasmissione, ci vediamo più tardi, ciao. Chi era? Mia nonna. Ho capito. Ah, allora tu abiti con tua nonna? Sì. Sì. Ragazzi.